Conquistare una salvezza nel calcio è come giocare lo Squid Game, devi resistere fino all'ultimo millesimo di secondo prima di scoprire se sarà vittoria o sconfitta. Amici di Sportisli, ciao da Salvo Giracci, siamo live dal Fiorilli e Casteldaccia Fulgatore, il play-out del girone A di eccellenza siciliana. La battuta affidata al tiro di Alberto Cirrone, la rimessa laterale di Abate, pallone per Sferruzza, proposta in mezzo, Del Monego allontana, Mazzamuto, parte Natella subito con il tiro. Intanto qui Sferruzza cade e c'è calcio di rigore, il fallo di Visco, calcio di rigore per il Casteldaccia. Sferruzza intuisce Grimaudo ma non la prende, il Casteldaccia è in vantaggio con Giovanni Sferruzza su calcio di rigore. Il playout si è sbloccato 1-0. Ancora Cirrone con le sue solite rimesse lunghe, un uomo a palo e poi Genna, è tutto fermo per fuorigioco. Come al solito affidata ad Alberto Cirrone, parte la sua parabola, Onua spizza di testa, il controllo di Genna, rovesciata, la rimessa di Abate. Sferruzza non è una sponda perfetta, infatti arriva Natella, mette dietro Mazzamuto, finta, carica il destro, deviato, la battuta in mezzo, secondo palo di testa, spampinato, parte Bisogno morbido in mezzo, anticipato Sferruzza. Sferruzza finisce giù, cartellino rosso per Peter Onua, Fulgatore in 10, se l'è cercata il nigeriano. Occhio alla Casteldaccia, limite Bisogno, calcia male, pallone che arriva in mezzo all'area, cerca di vincere il rimpallo Presti Filippo, adesso Monti la alza, pallone per Presti Filippo, mette in mezzo, allontana la difesa della Fulgatore, c'è la sistema, ce l'ha adesso sul destro, allarga un po' così, Mazzamuto sempre verso il centro, occhio alla serie di tocchi, mischia assurda con tutti che seguono il pallone, Marra regolare su Spanò, c'è il cross da parte sua, poi c'è segnalazione di fuorigioco. Fulgatore in 10 uomini che continua a lottare, Razak allarga dove c'è Spanò, veramente solo, sterzata, poi è decisivo Presti Filippo, la battuta in mezzo non la prende nessuno, c'era Razak in zona, di testa, colpo all'indietro di Genna. Nella Casteldaccia è stato espulso Sferruzza, la battuta del portiere, prova il passaggio a Razak, se la chiama Marra ed è finita. Il Casteldaccia batte il Fulgatore per 1-0 e si salva in eccellenza all'ultimo respiro dopo una stagione soffertissima. In 10 contro 10 retrocede il Fulgatore dopo un solo anno nella massima categoria regionale.